Amici di Bella Sicilia, guardate che tramonto fantastico oggi qui da questa spiaggia. Siamo a Torre Nuova, siamo in provincia di Messina e tra poco assisteremo al taglio del nastro della terza edizione di Amuni Festival Agroalimentare, da oggi fino a domenica qui in questa bellissima cornice, in questo lungomare. Tanti elementi per 3 giorni da vivere qui a Torre Nuova, vedete lo street food, ma poi anche tante aziende presenti con le eccellenze agroalimentari, i buyer, e oggi il taglio del nastro. Entreremo tra poco qui nello stand che vediamo davanti per vedere quali sono le aziende di questa terza edizione presenti. Fateci sapere da dove ci state guardando. Ecco, questo è il lungomare di Torre Nuova, vedete tante persone già presenti e poi 3 serate che si chiuderanno con degli eventi musicali e stasera una grande artista. Quindi se siete ai dintorni venite, raggiungeteci. Un fine settimana quindi da non perdere qui a Torre Nuova, con vista sulle isole Olie, le vediamo lì proprio davanti a noi. E adesso il taglio del nastro, quindi seguiteci e intanto scrivete da dove ci state guardando. Entriamo dentro gli stand. Qui anche foto di rito e poi taglio del nastro che si entrerà dentro lo stand per scoprire. Diciamo insieme, ascoltaci Signore. Sii benedetto Signore che ci ha dato la legge del lavoro e ci chiami a scoprire le energie e le risorse della natura per metterle al servizio del progresso umano. Preghiamo. Ascoltaci. Sii benedetto Signore che in Cristo hai dato un senso nuovo alla fatica umana. Preghiamo. Ascoltaci Signore. Sii benedetto Signore che nella tua Subito dopo la benedizione, il taglio del nastro, intanto godiamoci ancora questa spiaggia e il tramonto. Guardate che bello. Ciao Giovanni, ciao Rosalia, ciao Marco. Un evento organizzato dal Comune di Torre Nuova con la Proloco, la nuova Proloco Torre Nuova, terza edizione di Amuni. Noi proviamo adesso già a entrare. Ognuno di noi, valorizzando le risorse del creato, collabori alla promozione della famiglia umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Andiamo al E dopo la benedizione, il taglio del nastro, amici, salutiamo Cinzia, ci segue sempre con affetto. Adesso il taglio, il sindaco. Io sono collocato bene. È nuovo. Bella! Prende ufficialmente il via la terza edizione di Amuni Festival dell'Agroalimentare. Siamo dentro lo stand dove sono presenti le varie ditte che presentano i loro prodotti in questa terza edizione.
Mi ha benedetto il padre. Andiamo a dare uno sguardo veloce. Prendi il via, Evetta, siamo in diretta, dai, raccontaci un po'. Siamo in diretta di questa. Sto smontando. Stiamo a prendere, dai, raccontiamo un po' cosa troviamo in questa terza Anche edizione. operaio, hai visto mente e braccio. Si lavora, Mente e quindi braccio. tutti, possiamo dire che la terza edizione entra nel vivo, è ufficialmente aperta. Sì, adesso sì. Cosa troviamo qui? In questi Vai a stand? fare un giro e Ci vedrai sono tante aziende di tutto il territorio tantissime siciliano. aziende, sì, non solo aziende che già conosciamo, come sicuramente Corvo, Florio, Luca, Luca di Salapaluira, Ionia, Poiatti, eccetera, ma ci sono delle aziende che producono dei prodotti di nicchia come tartufo siciliano 100%, farine di carruba, caramelle di carruba, olio di nocciole, olio di mandorle, tantissimi altri Saranno qui prodotti. fino a domenica. A domenica. E poi ricordiamo gli eventi musicali, diciamo gli spettacoli. Si inizia questa sera con Loredana Bertè, domani la combo Baby K e Mr. Rain e domenica si finisce, domenica è la giornata dedicata alle famiglie con Lucilla per i più piccolini e Luke 3 per gli adolescenti. ingresso libero. Questo è libero. Grazie, allora buon Ammonì Festival dell'Articolo Elementare. Fateci vedere dove ci guardate. Questa è una mogliera, non Vediamo gli stand. Salve, qui troviamo il tartufo. Siamo Bella Sicilia, siamo in diretta. Intanto un saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia e raccontiamo cosa avete portato qui. Vediamo addirittura il risotto al tartufo nero. Sì, noi siamo produttori, trasformiamo il tartufo siciliano, caviamo e trasformiamo il tartufo siciliano in tutto quello che vede esposto. Quindi troviamo salsa, Troviamo salse, troviamo il miele di Apenera sicula che è un presidio slow food siciliano, troviamo la pasta, l'olio extravergine, il pesto siciliano che è un prodotto tipico nostro, pesto siciliano al tartufo. I prodotti sono tanti, tutti da scoprire. addirittura il pan tartufo. Cos'è? Pantartufo, sindaco, il pantartufo è il panettone al tartufo, è un panettone dolce, quindi per il Natale al tartufo. Da dove arriva la vostra azienda? Noi siamo a Sinagra. Un saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia. Allora, Grazie. uno degli stand, poi il caffè siciliano, pasta siciliana. Salve! Ciao, Qui troviamo il pesce siciliano, cosa troviamo in questo stand? pesce siciliano del Mediterraneo, In particolare troviamo le acciughe, le alici. le acciughe soltanto, acciughe. sì, produciamo acciughe. Queste sono da 50 anni, un'azienda che ha una grande storia. Assolutamente sì, da 3 generazioni facciamo i filetti di acciughe di diverse origini con diverse destinazioni, quindi esportiamo in oltre 40 paesi in tutto il mondo, in 5 continenti, quindi un'azienda storica con grande base, importante base anche di qualità e ovviamente di fondamento della serietà della produzione. Che nasce proprio qui a Torrenova. Sì. Grazie e complimenti. Grazie. E non può mancare il vino. Salve! Da dove arriva la vostra azienda? Menfi, provincia di Agrigento. Avete portato il vino? Sì, siamo portati i nostri vini. Allora, spieghiamo agli amici di Bella Sicilia di Onda TV che tipologie di vino avete portato oggi qui. Noi abbiamo portato come bianco un brillo e come rosso 2 tipologie di Syrah. Uno affinato in silos d'acciaio, uno affinato in botti del rovere. È la prima volta che siete da Munì? Sì, la prima volta per noi. Buona permanenza! E qui arriva anche la conserva di pomodoro. Salve, la vostra azienda ritorna quest'anno perché eravate già presenti lo scorso anno. Ritorna e come? Portate, Non possiamo mancare a questo evento. portate un prodotto di eccellenza, la salsa, la conserva di pomodoro. Sì,
È un prodotto, diciamo, dell'entroterra siciliano che coltiviamo senza acqua. Questa è la nostra particolarità e cerchiamo di proporlo. Grazie, arrivederci. Continuiamo il nostro viaggio tra gli stand. Qui anche un tagliere con tanti prodotti. Salve, cosa ha portato ad Amunì questa terza edizione? Allora, la pasta di Timilia è una produzione, diciamo, che risale negli anni passati, che la facevano i nostri nonni. Ecco, e adesso mostriamola, un la proseguo. vediamo qui. Risposta è questa che c'è risposta? Prende il nome di Donna Maria, che sarebbe la mamma di mio marito, e quindi i ragazzi, i miei figli, i nipoti hanno voluto continuare questa tradizione. È una pasta buonissima, ricca, diciamo, di tutti gli elementi. È la prima volta che siete qui ad Amunì? Ad Amunì sì, è la prima Da dove arriva volta. l'azienda? Cerami, provincia di Enna. Grazie, un caro saluto. Buona serata. Qui anche le olive. Poi qua il panettone. L'assaggio di panettone, che Certo. tipo di panettone ha portato? E in questo caso abbiamo fatto un panettone al limoncello per quanto riguarda i limoni di Torrenova e malvasia ed uva passa. Un'altra eccellenza di questo È un altro territorio. eccellente, sempre del territorio. Grazie, buona permanenza ad Amunì. Il miele. Vediamo cosa c'è qui. Il signor Turinello è I biscotti, arrivato. l'olio. Salve, cosa abbiamo qui? Allora, qui abbiamo tutte le conserve del nostro orto, abbiamo un'azienda agricola e quello che noi produciamo trasformiamo, abbiamo una scarola imbuttunata, pomodoro confit, zucchine alla scapece, zucchine croccanti, caponata, cipolla caramellata e vari peperoncini piccanti. E poi abbiamo le marmellate e i nostri biscotti. È la prima volta che siete ad Amunì? No, la seconda, il secondo anno. Da dove arriva la vostra azienda? Barcellona Pozzoligotto, in provincia Bene, di grazie. Messina. Grazie a te. Buona permanenza. Allora amici, abbiamo visto alcune delle aziende velocemente che fanno parte, che partecipano a questa terza edizione di Amunì Festival. Non possiamo che concludere questa live mostrandovi ancora una volta il mare, il tramonto. Ci siamo, ecco, mancano ormai pochi minuti a questo spettacolare tramonto siciliano. Fateci sapere da dove ci state guardando, noi vi mandiamo ancora un caro abbraccio, seguiteci anche in TV e andate a vedere anche le tante altre dirette, anche altri video nella nostra pagina, tutto il nostro gruppo Bella Sicilia, Onda TV, Vivo in Sicilia, Cibo Doc, Vivo Mangiando. Siete oltre 3 milioni a seguirci su tutte le nostre piattaforme e vi ringraziamo con tutto il cuore. Grazie ancora. Alla prossima.